Dolomiti, a Recoaro Terme, 2 scialpianisti veneziani travolti da una valanga. Il 50enne di Mestre Massimiliano Ferru muore sotto gli occhi dell'amico che ha scavato per estrarlo dalla neve. Attesa per l'autopsia sul corpo del 25enne moldavo trovato senza vita a Mira il 31 dicembre. Intanto si ricostruiscono le ultime ore del giovane che lavorava in un locale di Mestre. I titolari uno shock. Parla Armanda Colusso, la mamma di Alberto Trentini, il cooperante del Lido di Venezia ingiustamente arrestato in Venezuela. Grande partecipazione della mobilitazione di Assisi promossa all'articolo 21. Stalle Venete a rischio chiusura a causa del latte dall'estero. Gli allevatori della Granarolo annunciano tagli su produzione e prezzi d'acquisto, e questo a causa del latte da Francia e Germania importato a 18 centesimi al litro. Stimolare collaborazioni tra aziende e fondere tecnologia e artigianato. I gruppi giovani imprenditori e impresa donna di CNA Venezia scendono in campo a disposizione di chi si appresta a fare impresa. Anche quest'anno grande successo della tradizione che raccoglie sempre più partecipanti stranieri. Delusione per l'assenza di cotechino e lenticchie sulla spiaggia. Domenica si rinnova l'appuntamento annuale con l'antica tradizione della Pirola Parola. Inizierà alle 15:30 e dalle 17 è prevista la presenza del presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. In primo piano la cronaca e la tragedia che si è consumata sulle piccole Dolomiti, dove 2 alpinisti veneziani sono stati travolti da una slavina a Recoaro Terme. A perdere la vita un 50enne di Mestre trascinato sulle rocce per decine di metri. È morto sotto gli occhi dell'amico e compagno di cordata Massimiliano Ferru, l'alpinista 50enne di Mestre che stava completando in mattinata un'escursione con ramponi e picozze sulle piccole Dolomiti. Troppo gravi i traumi riportati dopo essere stati travolti per diverse decine di metri da una slavina nel Vaio Gabele a Recoaro Terme. I 2 stavano scendendo da Cima Mesole verso l'altopiano delle Montagnole. Centrato in pieno dalla valanga di neve, il 50enne ha sbattuto la testa e l'addome più volte sulle rocce affioranti. Inutile l'aiuto fornito dall'amico che lo ha estratto dalla neve e poi ha lanciato l'allarme. I sanitari, arrivati con l'elisoccorso di Treviso Emergenza, hanno faticato a raggiungere i 2 alpinisti per la nebbia e le forti raffiche di vento. Solo grazie alle indicazioni di un soccorritore, di una squadra arrivata in motoslitta e salito poi sull'elicottero, è stato possibile far scendere l'equipe medica da un'altezza di 70 metri. Constatato il decesso, infine la salma è stata recuperata con il verricello. Massimiliano Ferru viveva con la famiglia ad Asseggiano e lavorava nei trasporti acquei, prima con la ditta Brusato, poi con la Laguna. Lascia 2 figli adolescenti che frequentano le superiori a Mestre. Proseguono le indagini sull'omicidio di Sergiu Tarna. Oggi è eseguita l'autopsia sul cadavere del 25enne, fondamentale per chiarire l'ora del decesso e le modalità della morte. Vigili del fuoco e carabinieri del nucleo investigativo di Mestre ancora al lavoro lungo le campagne di Malcontenta per trovare l'arma che la notte del 30 dicembre ha ucciso Sergiu Tarna. Il cameriere 25enne di origine moldava residente a Chirignago, ritrovato tra i campi ghiacciati con una grossa ferita alla tempia, riverso nel fango. Fondamentale l'esito dell'autopsia per capire soprattutto con che cosa sia stato colpito il ragazzo, se un'arma da fuoco o un oggetto contundente o se il colpo alla tempia sia l'unico. Al momento la pista più battuta dai militari dell'arma è quella della droga. Potrebbe infatti essersi trattato di un regolamento di conti o una lite finita male. Sembra che Sergiu avesse 2 telefoni. Nel frattempo i carabinieri continuano a visionare i filmati delle telecamere della zona in cui è stato trovato il corpo, ma anche del centro di Malcontenta, raccogliendo più testimonianze possibili, soprattutto di chi ha trascorso le ultime ore col 25enne, come Alessandro, il collega del bar. Sono sotto shock i colleghi del bar Squina qui in centro a Mestre, dove da un po' di tempo lavorava in prova il 25enne. La sera del 30 dicembre, intorno alle 20, dopo aver staccato insieme a un collega, si è recato nel ristorante Sushi poco distante perché sapevano che aveva bisogno di personale per la sera del 31 dicembre. Dopo aver preso accordi, Sergiu si sarebbe dovuto recare nel ristorante per lavorare la sera di Capodanno, ma non si è mai presentato, come racconta uno dei dipendenti, incredulo per l'accaduto. È molto gentile, sì, è gentile, e basta.
che ha detto che lui ha lavorato e è chiuso, allora che ha detto che dà un mano, così ha detto. Poi non sappiamo più e ieri ho visto il giornale, poi hanno scoperto. Ma lui non era mai venuto a lavorare qui prima? Mai, l'ho visto solo 2 o 3 volte. È triste. Sì. Non è spiaciuto, anche se ho visto solo 3 volte. Una persona così è andata. A rinvenire il corpo vestito ancora con gli abiti da lavoro, giacca nera elegante, cravatta grigia, pantaloni neri, è stato un passante che scattava fotografie al paesaggio. Sergiu viveva in affitto a Chirignago, aveva lavorato in numerosi locali tra Mestre e Venezia, dopo aver frequentato la scuola professionale di F di Spinea. Negli ultimi 2 anni aveva lavorato anche nel bar di Via Palazzo a Mestre, finito più volte al centro dei riflettori perché chiuso per le risse, ma a fine estate era rimasto a casa e stava cercando lavoro. A Chioggia è giallo sulla morte di una 70enne trovata senza vita in strada da alcuni vicini. È il giallo su quello che è effettivamente accaduto. Alle prime luci della mattina il corpo riverso a terra è stato notato da alcuni residenti che hanno immediatamente lanciato l'allarme alle forze dell'ordine. Erano circa le 7 di mattina quando i carabinieri sono intervenuti tra via Pigafetto e via Schiavo a Chioggia. All'arrivo dei soccorsi la donna di circa 70 anni con una ferita profonda alla testa era già priva di vita e non si è potuto far altro che constatarne il decesso. La donna potrebbe essere caduta dal balcone della propria abitazione e gli inquirenti stanno svolgendo gli accertamenti necessari ad escludere il coinvolgimento di terze persone. Tra le ipotesi non si esclude quella del gesto volontario. Parla Armanda Colusso, la mamma di Alberto Trentini, il cooperante lidiense detenuto in Venezuela. Intanto grande partecipazione della mobilitazione di Assisi promossa da Articolo 21. Torno a chiedere aiuto a tutti voi, perché mio figlio Alberto Trentini è ancora in prigione in Venezuela, senza alcuna colpa. Io non posso restare immobile di fronte a tanta ingiustizia. Non accetto più che mi si dica che prima o poi Alberto tornerà a casa. Sappiamo dai racconti di chi è stato liberato che Alberto è molto dimagrito, provato nella salute e nella psiche. Ogni ora in più di prigionia lascia ferite difficilmente sanabili. Grande partecipazione alla mobilitazione ad Assisi per chiedere la liberazione di Alberto Trentini, il nostro cooperante arrestato ingiustamente in Venezuela dal 15 novembre 2024. Oltre 100 persone si sono riunite sotto il porticato del Tempio della Minerva, sfidando vento e pioggia per chiedere la liberazione del nostro connazionale. La mobilitazione indetta dall'articolo 21 è guidata dal coordinatore nazionale Giuseppe Giulietti. Tra i partecipanti anche il sindaco di Assisi Walter Stoppini. Attraverso un messaggio è tornata a parlare Armanda, la mamma di Alberto. Ho bisogno dell'aiuto di tutti gli italiani. Ci aspettiamo dal nostro governo una qualche rassicurazione sul loro impegno, perché dobbiamo sapere come cittadini che i nostri governanti stanno facendo il necessario e anche l'impossibile per liberare al più presto Alberto e di vedere finalmente, dopo 410 giorni di ingiustificabile prigionia, dei risultati. È stato anche liberato ad Assisi il contenuto della lettera che Armanda Colusso ha scritto a Papa Leone XIV l'estate scorsa, mentre Don Luigi Ciotti ha definito un rapimento l'arresto di Trentini. Questa attesa è insopportabile. Voglio aggiungere un grazie al presidente Mattarella, che ha espresso vicinanza alla mia famiglia e si è unito alla richiesta di liberazione di Alberto. A noi quella telefonata ha regalato un po' di speranza. Ora chiediamo a gran voce che con il nuovo anno arrivi la sua liberazione. Stalle venete a rischio chiusura a causa del latte dall'estero. Gli allevatori della Granarolo annunciano tagli su produzione e prezzi d'acquisto. C'è un serio pericolo di chiusura perché appunto viene chiesto di ridurre i conferimenti proprio alla luce di questo esubero di latte nel mercato.
Potrebbero essere davvero tante, tra le quasi oltre 1000 stalle venete, delle quali 322 sono in provincia di Treviso, quelle a rischio chiusura. L'allarme è scattato quando la Granarolo, la cooperativa di raccolta e lavorazione più grande d'Italia, con gli auguri per il nuovo anno ha annunciato ai suoi soci l'esubero di scorte e i valori di acquisto del latte fuori quota da 53 a 27 centesimi al litro. L'abbiamo presa in maniera estremamente preoccupata e appunto siamo in difficoltà perché la comunicazione dice che l'esubero di latte che c'è nel mercato ha portato a una diminuzione del prezzo stesso del latte e a dover garantire e diminuire il quantitativo di latte da conferire alla società cooperativa. È forse il segnale più evidente dell'immissione nelle nostre filiere di latte estero, dalla Francia e dalla Germania in particolare, ad appena 16 centesimi al litro, che sta mettendo fuori mercato i nostri allevatori, considerando che hanno costi di produzione minimi di almeno 50 centesimi al litro. Il risultato è che il latte rimane nelle vasche, soldi alle stalle non ne arrivano e se va avanti così chi arriverà invece sarà l'ufficiale giudiziario. Quelle che vorrebbero chiudere non possono chiudere perché sono quelle che hanno investito, e se chiudono com'è che fanno a pagare i debiti che hanno fatto? Per qualcuno l'immissione di latte a prezzo stracciato dall'estero potrebbe essere addirittura una mossa finanziaria per uccidere la produzione interna, se non per eccellenza come Grana Padano o Asiago, per poi prendersi il resto del mercato fatto di formaggi molli e mozzarelle. Per altri, più semplicemente, l'ennesima mossa affaristica di alcuni trasformatori e della grande distribuzione, gli unici a guadagnarci in una filiera così destabilizzata. I prezzi dei formaggi sono cresciuti, ma se adesso il latte va giù devono rimanere sempre allo stesso livello, oppure potrebbero essere anche, diciamo così, messi a disposizione del consumatore con prezzi più bassi. Che significherebbe tra l'altro un aumento dei consumi. Intanto già dopo le festività le associazioni puntano ad organizzare un incontro con le grandi cooperative trevigiane e venete per cercare di sostenere soprattutto i giovani allevatori, puntando sulla garanzia di qualità e salute del nostro latte. Prodotto italiano che possiamo dire è certificato, cosa che con latte spot non sempre accade. Assolutamente, il latte è uno dei prodotti più controllati, più sicuri in assoluto ed è in particolare quello italiano. I gruppi giovani imprenditori e impresa donna CNA Venezia scendono in campo a disposizione di chi si appresta a fare impresa. Il momento non è economicamente felice, ma le risorse imprenditoriali che il Veneto ha saputo mettere in campo in questi decenni sono di buon auspicio anche di fronte a sfide complicate come quelle odierne. Per questo i gruppi giovani imprenditori e impresa donna della CNA metropolitana di Venezia si sforzano di avvicinare i giovani e gli aspiranti imprenditori del territorio verso le nuove frontiere dell'artigianato, stimolando modalità inedite di collaborazione e di impresa ibrida che sappia fondere creatività e nuovi saperi, tecnologia e sostenibilità. Sono sempre di più queste figure che si approcciano appunto al mondo del lavoro, ma incontrano spesso un mercato difficile, un tessuto anche arido e ovviamente anche una serie di difficoltà inerenti al fisco, alle tasse, all'apertura di una partita IVA e tutto quello che ne consegue. Ribattezzato Hit to Meet, l'evento di Mestre, aperto a partite IVA, piccoli imprenditori e artigiani, non è servito unicamente a illustrare le opportunità che un'associazione di categoria può mettere a disposizione di chi si appresta a fare impresa, ma anche per conoscersi e scambiarsi esperienze. Per mettersi in rete, per raccontarsi, per spiegare le proprie difficoltà o comunque i propri dubbi, ma anche appunto per appoggiarsi a eventuali consulenti e figure appartenenti a CNA che sono a disposizione con la loro esperienza e il loro supporto. Voltiamo pagina anche quest'anno, grande successo della tradizione che raccoglie sempre più partecipanti stranieri al Lido, delusione per l'assenza di cotechino e lenticchie sulla spiaggia del Blue Moon. Sono stati più di 110 i coraggiosi ibernisti che hanno dato il benvenuto al 2026 con un gelido tuffo nelle acque dell'Adriatico, sfidando la temperatura dell'acqua di 7 gradi e dell'aria a 3 gradi. La performance del gruppo ibernisti del Lido, guidato da Giovanni Alciprete all'interno degli auguri di Capodanno sulla spiaggia del Blue Moon al Lido di Venezia, manifestazione ideata nel 1978 dall'avvocato Francesco Mario Delia,
Sulla spiaggia sono arrivati 1500, nonostante una temperatura assai rigida, per assistere al loro spettacolare tuffo. Delusione dopo il bagno per l'assenza dei piatti tipici caldi della tradizione, niente cotechino e lenticchie, offerti alla cittadinanza, rimpiazzati da panettone e prosecco. Fare un appello alle istituzioni di competenza del comune che possano in qualche modo intervenire ed assumere come proprio questa manifestazione con una apposita e duratura organizzazione affinché si possano evitare problematiche che purtroppo in questi ultimi anni ogni volta stanno insorgendo. Le problematiche consistono nel fatto che ormai questa è una manifestazione che ha assunto dei connotati che vanno al di là di una semplice ritrovo tra amici come poteva essere 10, 15, 20 anni fa. L'organizzazione quest'anno è stata garantita con generosità grazie al nucleo di protezione civile del Lido, il supporto di Venezia Spiaggia e Proloco del Lido Perestrina, il sostegno di Vere del Comune nell'ambito del programma Città in Festa. Questa tradizione straordinaria, imperdibile veramente, che ormai si perpetua da più di 50 anni e che era giusto celebrare anche quest'anno. Tra l'altro mi dicono anche con numeri interessanti. Siamo qua per il consueto bagno degli ibernisti. Oggi più che ibernisti saranno ibernati, nel senso che è veramente una giornata molto rigida, ma sono dei grandi campioni, sono coraggiosi e noi li applaudiremo. Uno degli eventi che si collega a questi festeggiamenti della città. Domenica prossima si rinnova l'appuntamento annuale con l'antica tradizione della Pirola Parola da Modena. Ci sarà il gruppo folcloristico pavullese che si esibirà alle 11 del mattino e parteciperà nel pomeriggio alla sfilata dei carri tradizionali dei borghi di Campo San Piero, Mestre, Mirano e Treviso, assieme alla musica del Corpo Filarmonico Città di Noale. La Pirola Parola inizierà alle 15:30 con ritrovo in piazza 20 settembre. I giochi con le Befane in piazza Castello daranno il via all'accensione del fuoco. Dalle 17 è prevista la presenza del presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani. Si è conclusa a Venezia la prima edizione di un premio letterario dedicato a giovani natura promosso da Venice Garden Foundation. Nella meravigliosa cornice dell'Orto Giardino del Redentore alla Giudecca, un luogo unico e incantevole di Venezia, restituito alla città grazie al pregevole intervento della Venice Garden Foundation, si è tenuta la premiazione della prima edizione del premio letterario Giovani Lettori, un'occasione per riscoprire e intrecciare il rapporto unico esistente tra lettura e natura. All'evento conclusivo c'è stata la presenza dei premiati e la soddisfazione della presidente della Venice Garden Foundation, Adele Lele Baudengo. Questo premio, appunto rivolto ai giovani lettori, rappresenta un ulteriore passo della nostra fondazione verso quel cammino volto a ritrovare l'armonioso accordo tra spirito e natura. Questo premio, fortemente voluto e proprio rivolto a sostenere e a promuovere i loro libri, ci ricordano l'importanza di ritrovare un'armoniosa vicinanza con la natura. Un'iniziativa importante per il territorio e rivolta soprattutto ai giovani, come spiegano giurati ed editori, con un'ampia rappresentanza al femminile. Buona la prima, il premio Venice Garden Foundation Natura è partito col botto e un grande entusiasmo. È una bella emozione questo premio, questa prima edizione Natura dedicata ai ragazzi. L'importanza che leggano e che leggano di natura è un investimento per tutti noi. L'invito è quello di dare sempre il buon esempio ai ragazzi perché venga voglia di leggere. Ci dedichiamo ai ragazzi e alla letteratura. Il nostro nonno Ermenegildo Zegna, creando l'Oasi Zegna, aveva ridato al territorio un luogo magico dove l'esperienza e il contatto con la natura crea rinnovamento, speranza e visione nel futuro. Attraverso questo premio ci avviciniamo ai più giovani e solo la bellezza, la cura, l'educazione possono aiutarci a dar loro le opportunità per rinascere e far rinascere la terra. Siamo in chiusura, vi lascio alla sigla e alle previsioni del tempo. Grazie per essere stati con noi, buona serata.